Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Nuovo episodio di violenza nel centro storico di Palermo, una rissa tra due uomini finisce a calci e pugni e con la vetrina di un negozio in frantumi. Si riaccende il dibattito sulla sicurezza in città. Tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati dall'esercito israeliano c'è anche il catanese Alessio Catanzaro. La preoccupazione dei genitori a Sicilia 24 che attendono notizie al figlio. Niscemi, una palazzina disabitata è crollata nella zona colpita dalla frana. Restano centinaia gli sfollati mentre prosegue il piano di demolizioni disposto alla protezione civile. Ci sono 4 politici impresentabili in Sicilia, tra i 28 in Italia, 1 ad Agrigento e 3 a Randazzo, segnalati dalla Commissione parlamentare antimafia per le amministrative del 24 e 25 maggio. Calcio è il giorno della semifinale di ritorno play-off per il Palermo che al Barbera attende il Catanzaro. Ai rosanero per andare in finale serve una vittoria con 3 gol di scarto. Serie C, questa sera al Massimino il ritorno dei play-off con il Catania che ospita il Lecco. Al Massimino attesi 20.000 spettatori. Caso Trapani Calcio, il giudice tributario esclude la frode nella vicenda dei crediti fiscali parlando di errore non intenzionale. Antonini chiede la revisione delle penalizzazioni e la riammissione della squadra. Bentrovati, una notizia in apertura, ci sono stati degli spari nella notte a Mister Bianco, grosso comune vicino Catania. 10 bossoli di arma da fuoco sono stati trovati dai carabinieri in via Lenin. Uno di questi ha raggiunto, forse non intenzionalmente, un'auto parcheggiata appartenente a un incensurato. Secondo quanto è stato ricostruito attraverso le telecamere di videosorveglianza, i colpi sono stati esplosi intorno alle 2 di questa notte da 2 persone a bordo di uno scooter. Non ci sono ferite. E adesso andiamo a Palermo. C'è stata una violenta rissa, 2 uomini si picchiano a calci e pugni e il tutto viene ripreso da un residente che ha poi denunciato l'episodio. Ancora una volta il centro storico del capoluogo siciliano la notte diventa luogo di insidie e pericoli. Marco Gulla. Sembra un incontro di pugilato, ma in realtà è l'ennesimo episodio di violenza che si registra nel centro storico di Palermo. Ieri sera 2 persone hanno dato vita ad una violenta scazzottata in via Macheda, all'altezza dell'incrocio con via Napoli. A picchiarsi con calci e pugni un uomo palermitano e uno straniero. Durante la rissa, come vediamo, uno dei 2 soggetti ha danneggiato una vetrina in cui erano contenuti dei souvenir. Lei ha denunciato su Facebook l'ennesimo episodio di violenza nel centro storico. Via Macheda siamo in preda all'anarchia, a una malamovita che denunciamo da mesi insieme ai comitati e ai residenti della zona. Il tema è che non manca il rispetto delle regole, ci sono le ordinanze, ci sono i regolamenti, ma assistiamo puntualmente al mancato rispetto di quelle che sono semplici leggi e norme. I cittadini non riescono più a riposare, le preoccupazioni aumentano costantemente. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza avvenuto fra le strade del centro storico, un fatto che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza e del controllo del territorio. Via Macheda, nelle ore diurne, è un crocevia di turisti, poi dalle 20 in poi spacciatori e bande prendono il sopravvento, terrorizzando residenti e visitatori. Tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati dall'esercito israeliano c'è anche un dottorando di origine catanese, Alessio Catanzaro. I genitori hanno assistito in diretta all'abbordaggio, poi nessuna notizia. Non fa parte di nessuna organizzazione, voleva fare volontariato, ci racconta la madre. Sentiamo Lorena Dolci. Alessio scrive: ci stanno abbordando, dobbiamo buttare i telefoni a mare. Allora ci siamo fermati e abbiamo acceso lo streaming che la flottiglia aveva messo in atto. Ed ecco le immagini dell'abbordaggio in pieno giorno da parte dell'IDF, le forze armate israeliane alle barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza, fra cui appunto la Cactus e quella del 30enne Alessio. Abbiamo visto prima un ufficiale della Marina israeliana fare alzare le mani ai ragazzi e poi i gommoni dei gruppi d'assalto
arrivare sulla barca e spaccare la telecamera e poi più niente, ecco. Da allora, alle 9 di lunedì mattina, il silenzio che pesa sui cuori di questi due genitori, il padre, ex professore di sociologia all'Università di Catania, e la mamma bolognese, che nonostante l'ansia di queste ore appoggiano in pieno la causa sposata dal figlio contro il genocidio palestinese. Per questo, nei giorni scorsi, Papà Raimondo aveva scritto una lettera aperta al presidente Mattarella chiedendo di non lasciarli soli. Non c'è stata nessuna protezione, ma questo è un fatto molto grave, perché lo Stato dovrebbe difendere i propri cittadini, invece non li ha difesi. A bordo giovani di tutto il mondo, come questi due volontari, lui irlandese e lei polacca, ma amanti della Sicilia, che durante la navigazione intonavano una canzone popolare. Alessio non è né un attivista di partito, non fa parte di nessuna organizzazione, studia fisica teorica. Alla fine d'aprile ci ha detto: ma io avrei un mese di ferie, farei un po' di volontariato, e il giorno dopo ci ha detto: mi sono proposto per andare con la flottiglia. Alessio e gli altri sequestrati si trovano a bordo di una nave militare israeliana in attesa di essere sbarcati, trasferiti in carcere e poi interrogati. A 4 mesi dalla grande frana che ha devastato il centro storico di Niscemi, un nuovo crollo riaccende paure e interrogativi. Un edificio è precipitato nel burrone sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza. Intanto la Protezione Civile conferma: tutte le case della zona nera saranno demolite. Gerry Italia. Un vuoto improvviso, poi il vuoto. In pochi secondi l'edificio si sbriciola e precipita nel burrone. Le immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza di una casa ormai disabitata, arrivano dal quartiere Pirillo di Niscemi, una delle aree colpite dalla frana che dal 25 gennaio scorso ha sconvolto la città. La palazzina crollata si trovava sul coronamento della frana, all'interno della cosiddetta zona nera, quella ritenuta più pericolosa e destinata alla demolizione. La frana, estesa per circa 4 km tra i quartieri Sante Croci, Trappeto e Via del Popolo, aveva provocato il collasso di strade, villette e palazzi, costringendo all'evacuazione circa 1500 persone. Oggi sono ancora circa 500 gli sfollati che non possono rientrare nelle loro abitazioni. Intanto, come stabilito dalla Protezione Civile, tutte le case in zona nera saranno abbattute perché considerate a rischio crollo, una scelta contestata dagli abitanti che speravano di salvare almeno parte delle loro case. Secondo il report dei geologi coordinati da Nicola Casagli, presidente dell'OGS, non esiste una soluzione definitiva per stabilizzare il territorio. Lo scenario più temuto è quello dell'arretramento progressivo della scarpata. Per questo la frana dovrà essere monitorata costantemente, forse per sempre. Niscemi, così come l'Etna, resterà sotto osservazione continua da parte dei tecnici. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha fatto tappa a Messina nell'ambito del tour elettorale, visitando la zona falcata e sottolineando la necessità di una bonifica immediata e completa. Francesco Triolo. Un luogo ineguagliabile, una terrazza meravigliosa sullo stretto. L'area della zona falcata di Messina è stato il luogo che il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha visitato nel pomeriggio di ieri per valutare la condizione di uno dei simboli del degrado negli anni della città. L'obiettivo è quello di ridare a Messina la vivibilità di quegli spazi. Noi dobbiamo assolutamente metterci in mano, ripristinare, creare delle condizioni di adattabilità, perché in alcuni casi il ripristino complessivo totale non è più possibile, ma un utilizzo diverso con un ripristino è possibile. Alla visita, in chiave elettorale, era presente anche il presidente dell'autorità di sistema portuale Francesco Rizzo, che ha ricordato come siano già stati stanziati 20 milioni di euro per la prima bonifica dell'area, ma non bastano e lo stesso ministro ne è consapevole. Sono necessari grandi investimenti che non bastano probabilmente 20 milioni per dare una soluzione, che ne serviranno altri, ma è la strada giusta, è la strada per consegnare non solo agli attuali ma alle future generazioni un territorio vivibile. Il piano di recupero della zona falcata e della cinquecentesca Real Cittadella è un sogno antico per mettere a sistema beni storici, culturali e paesaggistici e recuperare la faccia a mare proprio a poche centinaia di metri dal centro città. Quali canali seguono e da dove arrivano i Kalashnikov e le armi da guerra che finiscono nelle mani della mafia? Lo abbiamo chiesto ad un esperto di criminalità organizzata, il professor Musacchio Vincenzo. Sentiamo.
Tutto è gestito principalmente dall'alleanza che c'è tra mafia russa e mafia ucraina, che ovviamente hanno i loro alleati, per esempio nelle triadi cinesi. Sono gli scenari di guerra e buchi neri che inghiottono ogni anno migliaia di armi. Come già avvenuto nell'ex Jugoslavia, il meccanismo si ripete da tempo in Ucraina. Sono armi che non sono state scaricate nei famosi registri dove si catalogano le armi, soprattutto quelle armi di tipo pesante o armi di alta precisione, i Kalashnikov o le mitragliatrici, tutta una serie di armi che vengono usate esclusivamente per fini militari. All'appello mancano quasi 500.000 armi da fuoco che finiscono nelle mani delle nostre mafie. Le rotte più battute arrivano ai porti di Trieste e Gioia Tauro, dove l''ndrangheta spartisce l'arsenale, ma anche la Sicilia rientra nei traffici. Sicuramente, per esempio, il porto di Catania è stato coinvolto più volte in attività di traffico non solo di stupefacenti ma anche di armi. Lo stesso porto di Palermo, ci sono state delle inchieste in merito. Il container con le armi passa alla frontiera con la complicità, con la corruzione di ispettori doganali o anche di chi si occupa della movimentazione, mentre il controllo avviene su un container che contiene materiale normale. Poi entrano nella disponibilità della criminalità che le utilizza o le ostenta mostrando la sua potenza di fuoco o le usa come merce di scambio. Un mercato che consente guadagni enormi perché le armi vengono acquistate a prezzi bassi e poi rivendute nel dark web. Una circolazione incontrollata che per il criminologo rappresenta una vera e propria emergenza. Il rischio è quando queste armi possano finire in mani di associazioni di stampo terroristico per fini eversivi. Questo potrebbe essere il rischio più alto che corriamo. La Commissione Nazionale Antimafia ha reso noto l'elenco dei candidati a sindaco considerati impresentabili. In Sicilia ci sono i casi di Agrigento e Randazzo. Luca Ciliberti. Sono 28 i candidati alla carica di sindaco considerati impresentabili alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno in tutta Italia il prossimo 24 e 25 maggio. Almeno questo è quello che emerge dalle verifiche svolte in Commissione parlamentare antimafia in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti. A rendere noto l'elenco è stata la stessa presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. Complessivamente sono state esaminate le posizioni di 35 comuni. In Sicilia ci sono i casi di Agrigento, Enna, Messina, Marsala e in provincia di Trapani, oltre che quello dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, e in questo elenco speciale nell'isola rientra Randazzo in provincia di Catania. Tra gli impresentabili figura il candidato sindaco per il comune di Agrigento Luigi Gentile, che corre con le liste Democrazia Cristiana, Noi Moderati, Sud Chiama Nord, Lega Agrigento, Gentile sindaco di Agrigento, Prima l'Italia, e secondo quanto emerso Gentile è imputato in un procedimento per bancarotta fraudolenta davanti al Tribunale di Agrigento. I fatti risalirebbero a marzo 2021. Diversa la situazione di Randazzo in provincia di Catania, comune sciolto per mafia a gennaio 2024 sotto la guida del sindaco autonomista Francesco Sgroi. Dei 5 candidati alla poltrona di primo cittadino, 3 risulterebbero impresentabili. Si tratta di Alfio Pillera, Gianluca Anzalone e Cettina Foti. I 3 facevano parte della giunta Sgroi. Anzalone era vice sindaco, Pillera e Foti erano assessori. In una nota, la diretta interessata Cettina Foti specifica di non essere mai stata coinvolta in inchieste o procedimenti, né ha mai avuto alcun ruolo nei fatti che hanno portato allo scioglimento del comune di Randazzo. Adesso una breve pausa, tra poco. La Regione siciliana ha individuato 2 laboratori di riferimento per l'eventuale diagnosi dell'antavirus, e questo su richiesta del Ministero della Salute. Per la Sicilia occidentale sarà operativo il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, mentre per la Sicilia orientale il Policlinico Rodolico San Marco di Catania. L'assessore regionale alla salute Marcello Caruso ha assicurato che il sistema sanitario siciliano è pronto a effettuare i test e ad attivare tutte le procedure necessarie in caso di sospetta infezione. Torna alla luce la spiaggia nera di San Giovanni Licuti a Catania. Dopo i danni provocati dal ciclone Harry, il comune è al lavoro con mezzi meccanici per rimuovere massi e detriti e ripristinare circa 400 metri quadrati di arenile accanto al solarium. L'intervento rientra in un piano da 190.000 euro per la pulizia degli sbocchi a mare e dei canali cittadini.
Ragusa Ibla, c'è una card contro il caro vacanze. Attraverso sconti su soggiorni, ristoranti e visite gratuite sarà possibile risparmiare fino a quasi la copertura del costo di viaggio, e questo per attrarre i turisti. Veronica Barbarino. A Ragusa Ibla i commercianti fanno rete contro il caro vacanze. In un contesto economico e turistico segnato da incertezze internazionali e da un generale aumento dei costi di viaggio, i circa 90 operatori privati aderenti al centro commerciale naturale Antica Ibla propongono una card sconti per attirare turisti. Il meccanismo è semplice. Decidi di venire nel nostro splendido quartiere barocco, prenoti il tuo viaggio, scegli il mezzo, invii nel nostro ufficio qui all'Ibla Tourist Information la prova dell'acquisto, inviamo via mail l'elenco delle strutture ricettive convenzionate e da lì inizia a fruire della contistica prevista nei vari luoghi che sono disponibili, varia dal 5% anche al 30%. L'iniziativa consente quindi ai visitatori di recuperare il costo del viaggio attraverso sconti, benefit e visite gratuite, perché il viaggio è anche esperienza. Ma il valore di questa proposta va oltre il singolo progetto. In questo momento siamo bombardati dal caro vacanze, dal caro benzina, dal rischio voli, e per la Sicilia, per Ragusa, che è una delle mete più difficili da raggiungere, noi vogliamo essere appunto un esempio concreto e positivo di come rispondere a determinate criticità. Non sarà una promozione estiva, ma una scommessa di lungo periodo per rendere la destinazione Ragusa più accessibile e competitiva. Adesso una breve pausa e poi il calcio con il Palermo, il Catania e le vicende del Trapani Calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, è il giorno della semifinale di ritorno play-off per il Palermo che al Barbera attende il Catanzaro. Ai rosanero per andare in finale serve una vittoria con 3 gol di scarto. Marco Gullà. I tifosi del Palermo credono alla grande impresa. Ieri sera hanno supportato la squadra in attesa del ritorno contro il Catanzaro, in programma stasera al Barbera. In palio c'è la finale playoff con il Monza che ha eliminato la Juve Stabia. Difficoltà da massimo livello. Il Palermo deve vincere con 3 gol di scarto. Una mission quasi impossible. Appunto quasi, perché il calcio ci ha abituato che anche l'impossibile può diventare possibile. È stata una giornata storta, è inutile tornarci su, abbiamo sbagliato tutto, però io spero che domani torni la squadra che da Entella in poi ha riconquistato fiducia ai propri tifosi, quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi. Inzaghi sta valutando anche un cambio modulo per dare maggiore propensione offensiva alla squadra, un 4-2-3-1 con 3 trequartisti, Palumbo, Leduaron e Jonsen alle spalle di Poyampalo. Bani non sta al meglio ma stringerà i denti, vista l'importanza del match. Abbiamo già fatto questo tipo di partite nel nostro stadio, abbiamo abituato nel nostro stadio a essere qualcosa di magico quest'anno, per cui è chiaro che la gente ci ha dato tantissimo, abbiamo uno stadio che nessuno ha, che potrà fare la differenza, anzi sono sicuro che sarà una bolgia, sono molto contento che stasera i tifosi verranno a caricarci. Al Barbera inoltre 30.000 sperano nel miracolo sportivo, nessun tifoso ospite per il divieto di trasferta, fischio d'inizio alle 20. E questa sera al Massimino il ritorno dei play-off con il Catania che ospita il Lecco dopo lo 0-0 dell'andata. Donnarumma e Jimenez dal primo minuto dovrebbero essere la novità di formazione. Al Massimino sono attesi 20.000 spettatori. Francesco Triolo. La prestazione prima del risultato, anzi dei 2 risultati su 3 che permetterebbero al Catania di qualificarsi alle semifinali dei playoff. Mimmo Toscano è stato chiaro alla vigilia della partita di questa sera al Massimino che vedrà i rossazzurri affrontare il Lecco dove vuole fare valere il ruolo da testa di serie e il fattore campo. Dopo lo 0-0 dell'andata alla squadra di Toscano basterà non perdere, ma l'allenatore ha puntato molto sul concetto del gruppo, della squadra. Io ho detto ai ragazzi che si vince tutti insieme.
vanno in campo 11 alla volta, ma tutti sono in grado di determinare. L'hanno dimostrato nell'arco della stagione, ma anche domenica, che chi subentra ha sempre cambiato la partita, anche perché c'è un vantaggio, è più fresco, vede quello che serve per cambiare le cose, quindi abbiamo bisogno di tutti. Il Lecco recupererà 2 giocatori importanti come Metlika e Duca, sarà una gara diversa rispetto a quella dell'andata. Toscano non è convinto. Io credo che farà una partita diversa rispetto a domenica, soprattutto per gli interpreti che metterà in campo. Se recupera quei 2 centrocampisti, Metlika e Duca, hanno caratteristiche diverse da quelli che hanno giocato domenica, ma a prescindere dall'avversario, che l'abbiamo già tastato, è la nostra prestazione che farà la differenza. Il Catania, ha detto ancora il tecnico, ha acceso i motori dei play-off, si è ambientato nel clima delle partite e sa che l'aspetto mentale è fondamentale. Rispetto al match d'andata restano fuori Corvari e Lunetta, quest'ultimo destinato a saltare anche le semifinali. Rimane in forte dubbio Di Noia, Pieraccini a posto. La novità potrebbe riguardare il ritorno dal primo minuto di Donnarumma a sinistra e Jimenez titolare sulla tre quarti al posto di Bruzzaniti. Il pienone allo stadio è scontato, la spinta di 20.000 tifosi rossazzurri sarà fondamentale, non ci saranno tifosi ospiti dopo gli incidenti dell'andata. Calcio d'inizio alle 20:30 su Telecolor, dalle 20 il via, 3 ore live con diretta stadio. Nella vicenda delle compensazioni dei crediti utilizzati dal Trapani Calcio arriva la prima vittoria per il patron Valerio Antonini. Il giudice tributario ha scritto che nell'operazione non ci fu fraudolenza da parte della società Granata e il patron Antonini a questo punto chiede la riammissione delle squadre e il risarcimento dei danni. Laura Spanò. Nell'operazione che riguarda la compensazione dei crediti del Trapani Calcio non ci fu fraudolenza, lo scrive il giudice tributario che riconduce la compensazione dei crediti della società sportiva trapanese ad un errore non voluto da parte della società Granata e per il patron Valerio Antonini la decisione del giudice è cruciale proprio per la motivazione. Il caso della compensazione dei crediti della società Granata ha riguardato l'utilizzo di crediti d'imposta ritenuti inesistenti dall'Agenzia delle Entrate per pagare debiti erariali come ritenute IRPEF e contributi INPS. Questo ha portato a deferimenti e pesanti penalizzazioni in classifica. La vicenda finisce come forse nessuno si aspettava, con una sostanziale remissione delle responsabilità da parte degli organi societari, a cui è stato addebitato il minimo sanzionatorio per effetto di un'evidente leggerezza da parte di chi avrebbe dovuto verificare la credibilità di Gianluca Alfieri, protagonista di uno dei più discussi scandali sportivi e fiscali. Antonini pretende ora che le federazioni che hanno penalizzato FC Trapani e Trapani Shark si muovano di conseguenza e annuncia che chiederà la riammissione delle 2 squadre nei rispettivi campionati e la richiesta di risarcimenti dei danni che ha subito per la perdita dei giocatori, sponsor e abbonati. Poi la stoccata finale confermando la sua candidatura a sindaco di Trapani. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.